Lo studio è quello effettuato da Veneto Strade per monitorare il traffico nell'area sud di Treviso allo scopo di valutare gli effetti che si avrebbero con la realizzazione del Terraglio Est. Quello che è emerso è un maxi ingorgo quotidiano che coinvolge la tangenziale, la bretella di Silea da e per il casello di Treviso Sud, via Sant'Antonino e poi la viabilità verso Dosson, Casale, Preganziol. Studio che è stato presentato alle amministrazioni comunali coinvolte, prospettando le due soluzioni, rotatorie a raso o sottopasso, da realizzarsi a Sant'Antonino all'altezza di via Fuin. Hanno fatto vedere tutti gli studi di traffico e la pressione veicolare sulle strade legate alle due scelte, alle due ipotesi. Chiaramente siamo orientati verso la soluzione, quella in sottopasso. Ora i comuni hanno un mese di tempo per studiare il progetto, presentare le osservazioni. L'obiettivo delle amministrazioni è quello di concordare una proposta unitaria a Veneto Strade, tenendo presenti le criticità di ciascun territorio. E noi vogliamo le massime mitigazioni ambientali e le massime compensazioni. Questo per avere l'opera il meno impattante possibile per i quartieri di Sant'Antonino.